Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Dottor Rossi, lei fa parte della sezione italiana dell'ASPO, l'Associazione per lo Studio del Picco del Petrolio. Può dirci brevemente cos'è il picco del petrolio e quale rilevanza riveste? Il picco lo possiamo definire come il punto massimo di capacità produttiva o di produzione di qualunque tipo di risorsa finita presente sulla Terra. Non riguarda solo il petrolio, riguarda tutte le sostanze, tutte le risorse che sono in quantità finita su questo nostro pianeta. Quasi tutti gli studiosi e gli analisti concordano su un fatto, che il nostro secolo, il XXI, sarà l'ultimo ad avere il petrolio quale principale fonte di energia. È probabile, è difficile però ragionare sul futuro. Possiamo ragionare molto bene sul passato, sul futuro possiamo fare delle considerazioni razionali. Certamente il petrolio facile che c'era nella prima metà del 1900, non esiste praticamente più. Noi abbiamo ormai gli ultimi giacimenti trovati, uno degli ultimi per esempio va a perforare oltre i 9.000 metri di profondità, spesso sono petroli anche molto difficili, quindi si può immaginare che il petrolio forse non finirà, anzi non finirà di sicuro in breve tempo, ma comincia probabilmente già adesso ad essere non più sufficiente a rispondere alla domanda che la società che vuole continuamente crescere e pensa di uscire da questa crisi aumentando la produzione. Questa richiesta sul mercato rischia di non essere più soddisfatta per incapacità del sistema sia di trovarne del nuovo, perché ce n'è sempre di meno, e sia anche di estrarlo, perché è sempre più difficile estrarlo. Il progressivo e a quanto sembra inarrestabile esaurirsi della disponibilità di petrolio ci porterà a rivedere il nostro modello di sviluppo, ma anche stile di vita. Sarà un po' una rivoluzione come è già avvenuto in passato nel Neolitico, quando l'uomo da nomade ha cominciato a coltivare la terra, oppure con la rivoluzione industriale in Inghilterra. Perché questa rivoluzione avvenga pacificamente? Cosa occorre? È una domanda molto difficile a cui non so se riesco a rispondere. Certamente quello che non tanto noi alla nostra età, ma le nuove generazioni dovranno affrontare sarà forse la più grande transizione che l'uomo sia mai stato chiamato a fare. Le generazioni precedenti sono tutte comparse sulla Terra in carenza di energia o con poca energia e se ne sono trovate sempre di più davanti. Probabilmente le generazioni dei ragazzi che oggi hanno 15-20 anni sarà la prima generazione che dovrà misurarsi con la carenza di energia progressiva e questo comporterà, come proprio lei diceva, un cambiamento strutturale del modello di vita che coinvolgerà tutto, ma non solo la produzione di beni, la struttura delle città, l'agricoltura, i sistemi culturali. E noi non abbiamo ancora una capacità di elaborazione mentale, cioè non abbiamo un pensiero adatto a quello che stiamo determinando. E quindi la transizione che dovrà essere affrontata dalle generazioni dei ragazzi attuali sarà molto difficile, molto dura, ma dovrà cominciare per prima cosa a costruire un pensiero nuovo. Costruire un pensiero nuovo. E per quanto riguarda l'Italia, siamo preparati? C'è la possibilità di un cambiamento? Può farmi una domanda di riserva? Nel senso che siamo in una condizione che secondo me è difficile perfino da analizzare, perché siamo un paese in trasformazione, ma però non abbiamo risorse interne. Ci stiamo muovendo con grandi ritardi sulle uniche energie su cui bisognerebbe cominciare a aver investito anni fa, che sono le energie rinnovabili. È vero che non abbiamo un sistema così energivoro come gli Stati Uniti, ma è altrettanto vero che non abbiamo veramente nulla in casa. Per esempio, parlando della nostra regione, il Veneto ha una autosufficienza energetica pari al 4%, può disporre solo dell'acqua del Piave, dell'acqua del Brenta, altre fonti non le ha.
L'Italia è in condizioni attualmente di dipendere per quasi il 90% dall'esterno e questo non aiuterà nemmeno le centrali, le cosiddette soluzioni che vengono dalle centrali nucleari, se riusciremo a farli, daranno un contributo, perché anche l'uranio lo dobbiamo prendere da fuori. Solo all'estero si lavora l'uranio, lo si arricchisce, si fa il combustibile nucleare e non riusciamo nemmeno a farci le centrali perché ce ne fanno di altri. Quindi la nostra indipendenza energetica maggiore, come dicono i fautori del nucleare, è del tutto inesistente. Cosa succederà dall'Italia sarà molto difficile capirlo, anche perché la classe dirigente non sembra all'altezza di affrontare questo tipo di problemi. Ecco, la storia insegna che le crisi, per quanto devastanti, offrono comunque delle possibilità e delle opportunità. Ecco, quali sono le principali che noi dobbiamo cogliere? Mi veniva fatta da un suo collega una domanda: se lei avesse la possibilità di governare il paese e decidere quello che vuole, cosa farebbe in questa situazione? Perché io sono convinto che ogni crisi presenta delle opportunità. Io deciderei, per esempio, per prima cosa, di investire tutte le risorse disponibili in energie rinnovabili. Contemporaneamente farei degli enormi investimenti per far capire a tutti la situazione, quindi una comunicazione seria, perché se non abbiamo i cittadini con un minimo di consapevolezza su questi temi, se non c'è la capacità di esaminare una situazione che non ha soluzioni facili da nessuna parte, il primo pericolo che noi corriamo, per esempio, è la caduta della democrazia verticale, perché nel momento in cui le difficoltà saranno e lo diventeranno non più rinviabili, bisognerà decidere cosa fare, se tagliare alcune produzioni, se razionalizzare i sistemi di illuminazione, il trasporto, i riscaldamenti, perché non abbiamo né gas né petrolio, quindi quando risulteranno insufficienti qualunque governo dovrà decidere qualcosa. A quel punto nessuno capirà nulla, perché finora si viene detto ai cittadini che devono consumare e quindi mancherà proprio la legittimità democratica di qualunque governo sia al potere in quel momento. Quindi energie rinnovabili immediatamente ed è una grande opportunità. La seconda è un'informazione e la più grande di tutte è che di fronte a questa nuova informazione cresca una cultura nuova. Insisto su questo punto. Io mi rivolgo soprattutto ai giovani e il mio libro è dedicato a loro, la mia attività è quasi esclusivamente verso di loro, perché sono loro la mia vera speranza, nel senso che loro possono avere la capacità di trasformare una società che da sola oggi non ce la fa. Loro devono porsi il problema e affrontarlo perché è un problema tutto loro. Grazie.